Segno, diciamo. Sinceramente ho apprezzato tantissimo i messaggi di Marzio che mi ha mandato appena saputo la notizia, perché il fatto che fosse stato visionato l'abbiamo tenuto necessariamente nascosto privatamente per un po', dopodiché la notizia è uscita e Marzio è stato uno dei primi a sostenere la mia causa, perché lo conosco, è stato un mio allenatore, oltre che essere un uomo di sport, è un uomo che io stimo particolarmente. E pian pianino mi sono arrivate sempre immagini che mi hanno dato la forza per andare avanti, cartelli, magliette. Devo ringraziare dal Benetton Rugby al Petrarca, al Rovigo, durante la finale scudetto hanno indossato la mia maglia, fino ai campetti di provincia, di bambini che entravano in campo con lo striscione a Milano, a Mogliano, a Venezia soprattutto, dove c'è la mia società, dove gioca mio figlio. Il rugby è gran parte della mia vita. Ti è servito durante questa... c'è qualcuno dei famosi valori di cui parliamo sempre noi rugbisti, Sì. che ti è servito intimamente durante questa prigionia? Sicuramente il fatto di non mollare, di non abbassare la testa, di cercare sempre di cambiare il corso delle cose, cambiare il corso della partita, e questo lo si fa nel rugby esclusivamente se hai la testa per farlo, perché come vedete io sono normalissimo, ho un fisico normale e tutti ogni volta che dico che ho giocato a rugby mi guardano dall'alto al basso come se... E invece conta molto la testa. Beh, comunque sei tirato durante la prigionia, sei riuscito a fare attività fisica, qualcosa? Sì, avevo... Alla Mandela, diciamo. Sì. Tra l'altro ho letto durante Amo il tuo nemico. Durante la mia detenzione mi è arrivato un libro che era la biografia di Mandela, che mi è servito anche a rafforzare quello che era il mio pensiero di sopravvivenza, perché di sopravvivenza stiamo parlando. Scusa, posso chiederti, il momento più brutto qual è stato? Il momento più brutto, ne ho passati tanti, a dire la verità. Io ho imparato a capire anche la vera sofferenza mentale, perché prolungata nella solitudine, e di questo devo essere riconoscente del supporto che mi hanno dato due dottoresse, che sono due dottoresse dell'associazione MDR, che è Anna Paola Borsa e della dottoressa Lucia Ceschini, che mi hanno supportato clinicamente nel cercare di